Rinnovo dei contratti e contro la politica degli sprechi. Massiccia partecipazione di lavoratori regionali appartenenti al Cobas Codir ieri a Palermo dinanzi alla sede del governatore siciliano Raffaele Lombardo. Gli oltre 2000 manifestanti hanno chiesto a gran voce il rinnovo dei contratti di lavoro giuridico ed economico scaduti da oltre 6 anni e che si avviano, come proposto in finanziaria dal governatore, ad altri 4 anni di blocco. È stata richiesta la riclassificazione del personale in sintonia alla legge di riforma approvata dal governo e che sino ad oggi ha prodotto soltanto la paralisi amministrativa di tutti gli uffici regionali. Avanzato anche il rispetto delle sentenze del CGA che impongono l'istituto della vicedirigenza a sbloccare i percorsi motivazionali e di carriera di tutto il personale amministrativo. I Cobas chiedono anche l'apertura di un tavolo tecnico per l'armonizzazione del sistema di retribuzione delle pensioni e loro perequazione. Stop inoltre agli sperperi e alle clientele e revoca di tutte le consulenze ed assunzione di personale esterno avvenute senza alcuna selezione pubblica e senza che preliminarmente si sia attinto al bacino del personale di ruolo. Il Cobas Codir, al termine dell'assemblea sit-in, ha proclamato lo stato di agitazione del personale, comunicando che parallelamente alle rivendicazioni sindacali continuerà nella propria azione di denuncia di tutti gli sperperi, illegittimità e clientele foreggiate dal governo lombardo.